solito che non mi fa... Buongiorno a tutti. Buongiorno! Avete sentito la voce del mitico Dante? Siamo qui. Ciao amici! Siamo qui in questa colonia abbandonata da 30-40 anni. La colonia Città di Mestre. E è difficile capire da dove entrare, nel senso che le porte aperte sono veramente tante. Io direi di iniziare da questa qui, proviamo a vedere questa qua principale. Vai amico! Allora, dentro non ci aspettiamo di trovare niente di particolare. Però vedete cosa troviamo? Le piastrelle, quelle esagonali delle caserme. Sai che chi ha costruito queste piastrelle è diventato ricco? Sì. Metà dei posti che ho visitato abbandonati che aveva queste piastrelle. Piastrelle così. Oppure rettangolari sempre uguali. Qua che si scoasse, però è tenuto abbastanza bene, nel senso che le scoasse sono raccolte nei sacchetti. Sì. Allora, prima di entrare abbiamo trovato la porta aperta, col cartello telecamere. Però noi le telecamere onestamente non le abbiamo viste e come sapete non facciamo danni. Un semplice documentario. Guardate che terrazza che è lì sopra, dopo andremo a vederla se il tetto crollato ci farà passare. Speriamo. Speriamo che si parano tutto male, vedi? Sì. Anche vanno belli, non alla turca. Porco Giuda. Oh, Sì, no, i piedemussati. normali. Sì. No, sono anche belli questi, sì. Sì. Erano belli, poracci. Qua c'era... Quello era. Anche qua sembrerebbe roba dalle piastrelle, sembrerebbe roba di bagno. Sì, però questo sembra quasi il bancone di un bar. Secondo me è stato portato qua dentro perché non era qua dentro il suo posto. È stato portato qua dentro sicuramente. E qui ci sono ancora bagni, uguali a quelli di prima. Sì, vedi. Come potete vedere l'umidità sta penetrando dal tetto. E qui purtroppo hanno vandalizzato quasi tutti i water. Guardate che curiosità, c'è il water grande e il water mignon. Guarda che roba, non ho mai visto il water così piccolo. Anche qua, forse per i bambini tanto piccoli. Forse per i bambini più piccoli di età. Forse ci saranno stati vari bambini di varie età diverse. Curiosa sta cosa, tanto forte. Ora eccolo qua, questo è il locale caldaie e la caldaia è ancora qui. È un blocco di ruggine, col boiler, però è la caldaia. Dove è la caldaia, amico mio? Eccola qua, bella grande. Pensa che il centro commerciale ne aveva 4 così, nuove. Questa è una caldaia perfetta per una struttura di queste dimensioni ormai. Guarda la totalità, di dov'era la vita. Di dov'era la vita. Mestre. Caberlotto impianti da 13 metri. Hai visto la totalità? Stranissima sta roba. La zona nostra, Pietro. Sì. Città di Mestre con impianto fatto a Mestre. Un secondo perché mi piace guardare queste robe qua. Sì, sì, tranquillo. Cioè, vedi, queste qua sono tutte le pompe, queste sono quelle vecchie. Sì. Queste qua sono le pompe, che queste qua, quelle moderne, ti costano 2000 euro l'una. Cavolo, costano sì impianti del genere. Questo purtroppo è abbandonato da troppi anni, qua non recuperi solo il peso del ferro. Sì, io credo che ci convenga andare al piano di sopra e vedere cosa si riesce a fare, perché vedi forse riusciamo a passare al piano sopra da sopra. Perché qua non ho visto scale. Sì, là sono le scale. Sì, esatto. Facciamo prima il piano terra, cosa dici? Per forza. Aspetta. Ok. Guardate, buco sul soffitto. Sì. Allora, una cosa è sicura, i bambini che venivano qui respiravano un'aria pulitissima, perché il posto è eccezionale. Però questa parte, come potete vedere, ha il tetto crollato. Questa parte ha il tetto crollato. Ma adesso proseguiamo per dentro.
Adesso di qua proseguiamo tutto per dentro. Volevo finire il piano terra di qua, anche se purtroppo, non sai cosa, è strano perché si sono portati via tutti i mobili. Cioè qua è crollato addirittura. Ecco qua i mobili, quello che resta dei mobili. Ma qua sfondai il solaio, non ho capito perché. Cioè hanno proprio sfondato il pavimento. E anche il muro qua, perché c'era un muro, vedi, hanno tagliato giù anche il muro. Ma vai a capire. Guarda che forte sto murales. Strano. Allora, ricordiamoci che qua c'è un'altra scala ancora, e dopo facciamo tutte le scale. E ora qua sta crollando il soffitto. Guarda che bello il soffitto qua. Benissimo. Guarda. Ah, è la chiesetta questa. La chiesetta. Eh sì, qua si sono spaccati, hanno spaccato il marmo dell'altare. Qua non c'è nulla. Che incredibile. Quella è la chiesetta dove venivano a pregare Eh sì, i bambini. peccato. Cioè, peccato che abbiamo spaccato l'altare perché, cavolo, era comunque un bel pezzo. E poi spazio ancora. Sì, esatto. Guarda qua le piante che dove sono entrate. Pazzesco. 2 piani. No, volevo capire se c'erano anche i sotterranei, ma non credo essendo una colonia. Però mai dire mai. Eccoli qua. Cioè, sì, sotterranei se fa per dire. Sì, va bene. Andiamo, proviamo ad andare giù. Aspetta un attimo, sì, sai cosa si può. Ah, penso che siamo finiti comunque, penso che sia una stanza sola. Andiamo. Ah, no, sì, dai, vieni pure, che sei i piatti qua. I piatti e tasse, i bicchieri. Guarda. Ancora Magazzino. più piccolo magazzino era. Tavolo con le sedie. Piatti. Posate. Qua hanno acceso delle candele. Sì. Qua vedi solo qualche sbarbaio, qualche luna dormire. Sì, qua siamo vicini al paese, quindi qualcuno ogni tanto secondo me viene a farsi una canna. È un classico. Noi al Lido avevamo la pineta La pineta, è vero. e ora questo. Proviamo ad andare qua dentro? Sì, a parte che... Mamma mia, oh. Tutto fatiscente. Tanto mi ha messo dentro. Sì. Tutto distrutto qua. Sai cosa facciamo? Io direi che... Ah, la cucina! La cucina. Io sai cosa direi? Visto che siamo qua, andiamo su. Però dopo ricordiamoci di fare il piano terra dove il tetto è crollato, di là, perché ci manca. Questa era la cucina, Sì. tutto distrutto. E la cella frigo. Adesso vengo a vedere. La cella frigorifera. Vediamo il fuoco, no? Sembra che gli abbiano dato... Orco can! È il pipistrello! Ho fatto un colpo. È messo su a mezzo metro. Ma dove c'era la cella frigo? Questa qua. Ah? E le celle frigo una volta avevano la porta in legno. Ah, ok. Perché se vai dentro sulle mensole ci sono le feci del pipistrello. Infatti ho detto dov'è e mi si è passato vicino. Perché c'è un po' paura. Non volevo spaventarlo, ma vabbè, capita. Dove sei, Dante? Andiamo su, cosa dici? Come messo però? Sì. Il pipistrello è volato qua sopra, quindi è da qualche parte lì in alto. Sì. È che io là i piedi non ce li metto. Cioè sul legno così marcio i piedi non ce li metto perché
Che forte sta doppia scala. Prima volta che vedo una doppia scala così. Guarda cosa ci conviene fare? Ci conviene fare prima di qua, perché poi di là si passa anche sopra a dove eravamo prima, dove c'erano i bagni per i bambini. Oddio, qua ti dico non la vedo molto bene. No, guarda, tutto quello là che va dietro non rischio io. No, infatti. Adesso provo a vedere qua a lato. Sì, era che ti vado. No, dai, lascio perdere. No, qua. Sì, andiamo di là, è meglio. Qua cosa c'è? Un bagno? Ripostiglio. Ti mai notato che tutti gli scalini, allora tutti gli scori in mano sono in ferro battuto, Sì. e tutti gli scalini marmo da 5 cm. Tanto malmesso però, Sì, purtroppo sì. Qua per me erano le camerate queste. Questa è una camerata Vero? per i ragazzi, sì. Peccato perché... No, sai cosa? Guarda, qua è tutto crollato, anche qua. Fra un po' crolla anche il tetto, qua resta tutto abbandonato. Però da qui secondo me c'è una vista mozzafiato, c'è la terrazza sopra la chiesa. Guardate che spettacolo. Altri bagni qua. Guardate che spettacolo. Sì. Vedete, qui siamo sopra la chiesetta che abbiamo visitato prima. E qui qualcuno ha mangiato e bevuto. Mangiato e bevuto. Onestamente mi è stato detto di visitare questa colonia che è molto bella. Peccato perché speravo di trovarla messa un pochino meglio. Comunque devo ringraziare Dario per la visita di oggi, perché Dario, un ragazzo che segue il mio canale, mi ha dato la dritta, esatto Dante. E allora lo ringrazio pubblicamente come faccio sempre. E sta stanza cos'è? Pazzesco. Qua Dante che c'è una roba che non ho mai visto. Una roba stranissima. Sono qua. Guarda che roba. Tutto cassette di legno. Tutti numerati. Ma se è stranissima sta Questi roba. per me erano, potrebbero essere cassettine così numerate, potrebbero essere per me tipo di piccoli stipettini, armadiettini per i bambini che erano qua, per Sì. mettersi le loro cose, magari qualcosa. Però sai cosa? Arrivano a 204. Cioè io non credo che sta struttura possa tenere 200 bambini. Più, Di meno? di meno di No, perché vedi qua il numero più alto che trovo è 204. non so. E qua non riesco neanche a leggere perché è caduto rovescio questo. Magari se qualcuno che vede il mio video sa dirmi qualcosa me lo scriva sui commenti. Ora però, dietro. Sì, stranissima sta stanza. È molto strano. Sì. Cioè tu spiegami come hanno fatto a spaccare il pavimento qua, il buco che abbiamo visto prima. Ecco qua è la parte che abbiamo visto da fuori, crollata completamente. Completamente tutto. Qua non si può andare perché qua è now. Qua non si entra. Non si entra. Beh, a parte che anche se si entrasse... C'è anche il sottotetto. Sì, però non che si arriva messa. Qua buco per andare sotto. Allora ecco qua, vedi qua passiamo sopra, qua siamo sopra i bagni di prima, quelli, Sì, quelli famosi. che sono bagni anche qua però, che strano. Non era qua che fuori. E anche, no, qua sono tutti bagni grandi, fammi vedere, sono curioso, vediamo se c'è il bagno piccolo. No, qua se lo sono fregato. Tutti i bagni grandi qua c'erano le docce. Quella vaschetta da bagno. Sì.
docce e vaschetta da bagno. Sì, erano bambini piccoli evidentemente. Allora qua c'è il muschio e qua ci sono ancora bagni, un'altra vasca, altre docce, qua altri water, tutti grandi però qui stranamente. No, eccolo qua, qua c'è un water piccolo che è stato vandalizzato e sono curioso di andare a vedere dove porta questa scala, perché qua c'è la scala che ci porta su. Se non è troppo complicato, no, non mi pare. Qua c'è un piazzale con l'alzabandiera. Eh sì. C'è un pennone dove facevano un'alzabandiera, qualcosa di simile. Sì, ma non c'è nient'altro però. Ah, c'è una targa. Donna Vetta Indri. Con la sua dolcezza volle non fosse ceduta. È morta. Eh sì. Ma già una roba dei suori, qua ci sia dei suori ora forse. Evidentemente sì. Vero? Evidentemente sì, qua è una delle suore, forse quella che l'ha fondata, non lo so, boh. Vero Pietro? Sì. Abbi rispetto. Praticamente doveva essere la proprietaria, da quello che leggo. Per i morti, Dovrebbe essere la proprietaria che ha voluto che venisse ceduta la proprietà per i bambini. Brava. Per i bambini. Brava, no? Sì. Una volta c'era tanta gente che donava i bambini, adesso per fortuna non ci sono più gli orfani di una volta, perché non ci sono più le guerre. Cioè, guerre mondiali. Certo. Una volta gli orfani erano veramente tanti. Ma io però non so posto. Sì. Vero? Sì, veramente. Adesso ci manca il piano terra, sicuramente la parte sotto, in fondo. Sarebbe da venire qua sopra a prenderci il sole. Ma veramente? È tranquillissimo, fuori dal mondo, in mezzo al verde. Ti porti due panini, una bossa di acqua. Ah, dietro. Alla grande e alla grandissima. Sta da Dio. Guarda che opera che hanno fatto, qua hanno scavato la montagna. Ti vedi che ha fatto il terrapieno in cemento? Sì. Le opere che facevano una volta. Allora mi pare che abbiamo fatto tutto qua. Un pezzo qua sì, vero? Sì. C'è un altro pezzo dopo, Ci manca la terrazza davanti, ecco cosa. Un pezzo di là. Ci manca la terrazza davanti e poi il piano terra sotto dove il tetto è crollato. Esatto. Ecco qua. Che stanza enorme. Cosa poteva essere questa stanza? Dove mangiavano? Le luci al centro, potrebbe essere dove mangiavano. Vero. Perché non può essere una camerata, nel senso che non... dove ti pusavi letti a castello? No, una camerata no. Secondo me non è una camerata. No. Qui forse si mangiava, la cucina è sotto più o meno. Però se la cucina era sotto può essere ora che si mangiava sotto, Non penso che si mangiava qua. Qua c'è stata una stanza ristoro, tipo dove giocavano, Sì. giocavano i bambini. Esatto, forse una sala giochi, qualcosa di simile. Bellissimo, guarda che terrazza. Sì. Se ti vedi comico vedo queste terrazze, me vedo qua sentà, È bello, no Pietro? col sigaro in mano. Peccato che non si può andare di là, dove stava crollando il pavimento, perché vedi che c'era anche la torretta sopra. Sì, dove? Qui vedi il terzo piano qua, sta torretta qua davanti. Questa? È che non si può andare perché il pavimento crollava lì. Se andiamo là rischiamo di cadere giù. Non mi sembra il caso. Qua c'è la fontana che abbiamo visto prima di entrare. La fontanella. Allora ci manca soltanto la parte in fondo da vedere. Aspetta un attimo che cerco di capire quale parte ci manca. Ci manca al piano terra da andare dritti di qua, la parte dove il soffitto è crollato. Oh. E dopo abbiamo fatto tutto. Sei sicuro? Sì. Perché i sotterranei diciamo che sia solo che il magazzino. A meno che non che sia un'altra porta, un'altra scala più avanti. Ah, sì, Guarda qua.
Peccato, guarda qua. Se devo scrostarsi tutto con l'umidità. Tanto. Devo cedere. Allora probabilmente, sai cosa? Se la mensa probabilmente poteva essere questa al piano terra. Penso di sì. Penso di sì. Ecco qua dovevamo andare, mi pare, dritti. La mensa sia per terra, la cucina per terra, non penso che portavano su No, varie, no? infatti. Ecco qua ci manca perché non siamo entrati, che qua c'è l'acqua che filtra. Sì, no, ci mancano queste due stanze dove non ci sarà probabilmente niente. Però, L'umidità dentro questa stanza, sì. C'hanno così più soffitti. Allora, bagni, umidità, guardate che roba. Il soffitto verde coi buchi. sì. Buchi. Bene, allora, la colonia città di Mestre è stata conquistata da Baffone e Dante. Dante, vuoi salutare tutti? Ciao ragazzi, a dopo. Ragazzi, ci vediamo, vi ringrazio, buona giornata.